Quinta corsa dall'Arcoveggio, pochi istanti alla partenza, si ritorna ai 4 anni, questa volta sulla distanza del miglio. In 11 al via, 1 Elva Jet, 2 East dei Greppi, 3 Elomar, 4 Elodie ZS, 5 Elmar, 6 Evoque Dark, seconda linea 7 Ecstasy, 8 Eugenio RL, 9 Elemis Dorio, 10 Hermes Gar, 11 Helios Chuck SM. Corsa piuttosto incerta con in chiusura i favori per Ecstasy, numero 7 Alessandro Gocciadoro, seguiti anche Elodie ZS, Elemis Dorio. Macchina che accelera, l'errore di Elva Jet, si lancia in avanti Elodie ZS che sopravanza in breve Elomar, all'esterno c'è Elmar che Numero si accoda in 8 seconda Eugenio posizione, RL è l'errore squalificato. di Elomar e Numero anche quello 3 di Elomar Eugenio RL. squalificato. I 200 in 13,7 con Elodie ZS che continua a guidare liberamente, va via tutta, con in seconda posizione Elmar che si è accodato sulla prima piegata, gli altri che inseguono. 400 iniziali in 27,9, ha preso un po' la mano sicuramente Elodie e continua a tirar via tutta, prende una ventina di metri su Elmar e completa i primi 600 di gara in 42,6 ufficiale. Passaggio davanti alle tribune con Elodie che ha sempre quella ventina di metri di margine nei confronti di Elmar, terza posizione per East dei Greppi, poi muove dalla quarta posizione Elemis Dorio e prova a seguirlo Ecstasy. Intanto se ne sono andati altri 400 metri in 31 con Elemis Dorio che ora però è già quasi in scia ad Elodie dopo 1 chilometro in 1:13,2. C'è stato invece l'errore di Numero Ecstasy 7 Ecstasy squalificato. e così in terza posizione è passato nuovamente East dei Greppi. Siamo ora al paletto Numero dei 400 6 finali Evoque Dark con squalificato. Elodie in vantaggio su Elemis Dorio, più indietro East dei Greppi. Si affronta la curva conclusiva con Elemis Dorio che prova a spostare all'esterno. Lo fa gradualmente affacciandosi sul battistrada Elodie ZS che ha speso ovviamente il meglio e Elemis Dorio attacca per passare a metà retta e nel finale prevalere di una lunghezza sulla stessa avversaria. Al terzo posto East dei Greppi 1:12,3 il ragguaglio conclusivo con un 28,8 a chiudere. Enrico Bellei con Elemis Dorio fa un vero e proprio numero seguendo il veloce treno di corsa di Elodie ZS e scattando ai 600 finali, anche prima forse, per andare prima in scia e poi attaccare con decisione e passare nettamente nel finale. Il successo dunque per Elemis Dorio, in sediolo Enrico Bellei, per conto di Cosimo Fiore e del signor Graziano De Felice.